Promuovere una coscienza civile e sociale negli alunni per acquisire una consapevolezza più radicata nei diritti e doveri di ogni cittadino della comunità europea. Approfondire le tematiche di giustizia, diritti umani, dignità umana e rispetto di norme e leggi. Sono gli obiettivi del progetto di partenariato bilaterale Comenius iniziato lo scorso anno, che vede coinvolti gli studenti degli istituti Foderè Brunelleschi di Agrigento ed i colleghi di una scuola di Bochum in Germania, da ieri e fino al 21 marzo in visita ad Agrigento. Circa 30 studenti degli istituti Foderè e Brunelleschi coinvolti in questo partenariato con Attem il concetto di giustizia in chiave europea. Sì, da 2 anni noi stiamo lavorando a questo partenariato con la scuola Walter Gropius di Bochum, ed è un partenariato per il quale abbiamo scelto il tema della giustizia, per avviare un'occasione di confronto e di scambio tra i nostri studenti e gli studenti tedeschi su quello che è il concetto di giustizia, come viene percepito il concetto di giustizia in chiave europea. I nostri ragazzi sia qui ad Agrigento che a Bochum sono stati impegnati in attività di workshop, riflessione, incontri con le istituzioni. Abbiamo incontrato il Presidente del Tribunale, abbiamo incontrato le forze dell'ordine, lì abbiamo incontrato a Bochum lo scorso anno le istituzioni locali e abbiamo fatto una serie di interviste sul territorio proprio per evidenziare quello che è il concetto di giustizia in senso lato tra i nostri giovani. Momenti di gradita accoglienza e la visita al Museo dell'Istituto e dei laboratori ha caratterizzato la visita ad Agrigento, che prevede incontri presso le istituzioni come la Polizia di Stato o il Palazzo di Giustizia ed ancora luoghi di interesse storico ed architettonico. Quali le differenze emerse da questa esperienza di partenariato nell'ambito proprio della giustizia? Le differenze sono molteplici anche per quanto riguarda delle differenze culturali, però adesso con l'Europa ci siamo avvicinati molto di più, poiché i diritti sono quasi pianificati. La differenza appunto è di non vedere questo scambio come turisti, bensì lo stare insieme tra di loro, e così si può veramente conoscere bene un'altra cultura, un'altra terra, insomma un altro paese.